Questo programma è offerto da Buonasera Daniele Emanuelli e benvenuti alla quinta puntata di stagione di Calcio di Rigore. Con la cinquina la Fiarizzone mantiene la vetta della graduatoria al comando ovviamente del campionato d'eccellenza romagnolo. Il Tropical Coriano tocca per la prima volta in stagione, qui tocchiamo ferro perché poi scoprirete che abbiamo come ospite il primato in classifica. Continua a volare il Nova Fate seppur in coabitazione con l'Athletic Poggio. Invece per quanto riguarda la promozione marchigiana torna al gol William Muratori e tra poco il nostro Giacomo Alpini ci dirà qualcosa di più sulla partita del Gabiccia. Come sempre vi ricordo anche l'appuntamento per interagire con noi, basta andare sulla pagina Facebook e scrivere Calcio di Rigore Rimini, ma anche interagire con noi attraverso il numero di SMS, valida anche per WhatsApp, 333 60 94 299. Ma adesso vado a presentare gli ospiti di questa serata. Alla mia sinistra ritroviamo l'opinionista Giacomo Alpini. Ciao, buonasera a tutti. Lui lo riabbracciamo, è stato qui già 2 anni fa, tu Giacomo forse non te lo ricorderai, ma il direttore generale della Savignanese Franco De Falco. Buonasera. Ciao Totò, ti chiamiamo così in maniera affettuosa. Assolutamente. Invece lui lo abbracciamo per la prima volta nei nostri studi. Benvenuto al direttore sportivo del Tropical Coriano, Lorenzo Cipriani. Buonasera a tutti. Filippo. Filippo, ecco. Allora Giacomo, mi ha chiamato Lorenzo. Nessun problema. Io non ho detto niente. No, io do sempre la colpa a te. E salutiamo per ultimo, ovviamente, ieri Giacomo, volevo vedere se tu sei attento. Chi ha fatto gol da Nova Fate, 2 gol? Ha fatto gol lui. Bravo, lui l'ha presentato bene. Sì, anche perché è tifoso del Milan, quindi poteva solo essere che lui. Che Ecco, bravo. Thomas la dici. Ciao Buonasera Thomas. a tutti. Thomas, sei emozionato questa sera un Un po'? po' sì. La prima volta Sei contento per i 2 gol di ieri? sì. Chi l'ha dedicato? Cosa hai pensato ieri quando hai fatto quei 2 gol? Dedicato più che altro alla mia famiglia. Quindi 2 gol importantissimi che sono valsi alla fine 5 gol per il Nova Fate. Doppia soddisfazione per te ieri. Sì. A parte il risultato del Milan, non stare ad ascoltare Giacomo. Va bene, ti lasciamo respirare, tra poco andiamo a vedere anche qualcosa di più per quanto riguarda te. Filippo, ieri è stata un'altra vittoria importante per quanto riguarda il Tropical Coriano, dicevo prima volta che toccate la vetta della classifica in questo girone, tocchiamo ferro ovviamente, una vittoria importante contro una formazione che era in salute come la Stella, quindi vale doppio. No, certamente così, era una partita insidiosa perché ricordiamo anche che la Stella sino a ieri aveva un punto più di noi. Il campo della Stella è un campo particolare, con delle dimensioni ridotte rispetto al normale. Tra l'altro ieri cadeva anche una pioggia che ha condizionato il gioco e non solo, su quella superficie poteva anche causare delle difficoltà ai calciatori in alcune situazioni, palle inattive, un tiro dalla distanza che poteva creare dei problemi al portiere, per cui è stata una vittoria ottenuta più che con la qualità tecnica, secondo me, con la maturità che ieri abbiamo manifestato durante la gara. Abbiamo saputo attendere il momento giusto, sfruttare una palla inattiva e poi gestire la gara, tra virgolette, facendo valere magari una superiorità tecnica rispetto ai nostri avversari. Per cui era una partita difficile, il risultato ci soddisfa ampiamente, così come questo inizio di stagione, perché oggi siamo primi in classifica, anche se chiaramente è molto molto presto, ma il percorso che abbiamo fatto in queste prime giornate è senz'altro positivo. Sicuramente importante. Totò, arriviamo a te, la Savignanese di misura si impone sul campo della Marignanese, orfano del proprio attacco, però un gol che vale 3 punti. Sì, purtroppo noi abbiamo un po' di difficoltà dall'inizio dell'anno perché l'attacco sul quale abbiamo puntato ne abbiamo tutti e 4 fuori, quindi abbiamo fuori Farnetti, Zanigli, Peluso e Diaddario, per cui fai fatica a poter giudicare. Però tutto sommato ci manca un punto, quello di Riccione, dove abbiamo perso una partita che dopo il primo tempo era un delitto anche per solo pareggiare, per cui, però poi Riccione è prima in classifica, per cui certo. Ci può mancare quel punto, però per come siamo messi anche ieri potevamo vincere, la partita potevamo vincere molto più largamente, abbiamo dominato
la partita per lunghi tratti, però sei riuscito a fare solo un gol, perché purtroppo, con tutto il rispetto per chi gioca, che stanno facendo anche bene, però chiaramente Fabbri non è nemmeno una punta di ruolo, tra l'altro, quindi sta facendo tutto quello che poteva, ma senza attacco fai fatica a giocare a pallone. Giacomo, tu ieri che partita sei andato a vedere? Bellaria. Del Duca Ribelle, Bellaria. Ti sei divertito ieri? Il primo tempo un po' meno, però il secondo sì. Il secondo la squadra mi è piaciuta. Mi è piaciuta, ha giocato da squadra, a livello agonistico è cresciuta molto, manca ancora qualcosina, abbiamo messo in difficoltà una squadra, il del Duca, che è prima in classifica. Insieme al Coriano, Quindi, sì. non l'ultima arrivata, quindi sono leggermente più ottimista delle ultime settimane. Allora, andiamo a vedere proprio con te, Giacomo, i risultati e la classifica, anche con la scia del nostro Stefano Papini, per quanto riguarda il campionato d'eccellenza. Eccolo qui, ci aiuta Stefano adesso. Alfonsine Castrocaro 3-1, Cervi Argentana 4-3, Classe Faenza 1-1, Corticella San Pietro in Vincoli 1-0, Diegaro Russi, qui tra poco vedremo anche il servizio video 2-2, Fiariccione Massa Lombarda 5-1, Marignanese Savignanese 0-1, Progresso Granamica 1-1, anche qui vedremo il servizio video, Real San Lazzaro San Pimola 1-2. Andiamo a vedere la classifica dopo quest'ultimo turno, sempre con l'ausilio del nostro Stefano Papini. Eccola qui, Fiariccione a comando da sola, quota 12 punti, segue Corticella 11, Alfonsine classe 10, Cervia Faenza, Granamica 9 punti, Diegaro 8, Progresso, San Pimola 7, San Pietro in Vincoli, Savignanese 6, Castrocaro, Russi 5, Massa Lombarda 4, Argentana 2, Marignanese 1, Real San Lazzaro meno 1, punto di penalizzazione ovviamente per la squadra purtroppo bolognese, abbiamo già parlato ampiamente già nelle altre puntate. Adesso andiamo a vedere il primo servizio di questa puntata, proprio riguardante il derby del bolognese, Progresso Granamica. Romagnasport.com, il portale dello sportivo romagnolo dove trovare tutto ma proprio tutto sul calcio dilettantistico anche femminile. L'unico sito con tutti i risultati in tempo reale fino alle categorie minori. Le classifiche live, i commenti delle gare, le foto e le sintesi video degli incontri. E se vuoi, puoi interagire anche tu. Registrati e verrai abilitato ad inserire il risultato in tempo reale della tua squadra. Romagnasport.com, il calcio dilettantistico come non l'hai mai visto. Un punto per parte si dividono nel derby bolognese Progresso, in maglia bianca e Granamica in maglia blu scura. Settima contro nona della classe, tanto per intenderci. Inizio di marca ospite dalla bandierina, attraversone al centro neutralizzato sulla linea di porta dalla retroguardia locale, con battuta finale alta a cura di Cipriano. Il Progresso risponde qualche minuto più tardi, lunga cavalcata sulla fascia ad opera di Monaco, cross al centro per Barranca, botta di prima intenzione dell'attaccante, con Bertocchi bravissimo nel respingere in corner. Tedeschi, ispirato proprio da Monaco, va a prendersi palla sulla destra. Bertocchi questa volta non è solo da colpe, perde malamente palla e contrasto per il più facile dei palloni da depositare in fondo alla rete per il numero 10 locale. Timida risposta di Granamica a questo lancio a cercare Gigliotti, sponda di testa in verità un passaggio per il portiere Bertazzi. Nella ripresa il Progresso da subito vuole chiudere il match, grande discesa di Sanso, Tedeschi lascia sfilare il pallone disinteressandosene, sfera che giunge a Monaco che scarica il destro, ma Bertocchi si rifugia in corner. Dalla parte opposta mischia in area avversaria, pallone gettato al di fuori, si continua a lottare contro la versione finale di Cipriano, sponda di testa dell'altro Cipriano e Gigliotti, lasciato colpevolmente solo sul secondo palo, infila Albertazzi ristabilendo l'equilibrio in campo. Le squadre a questo punto si accontentano del pari, chiudendo il match con un'uscita da una parte e dall'altra dei due portieri Bertocchi e Albertazzi. E dunque 1-1, non certo entusiasmante, no? Come raccontava la stessa Delaila che ha seguito per noi questa partita. Che idea ti sei fatto anche di queste due squadre? Granamica, mi diceva proprio Totò, a telecamere spente, che è un'ottima squadra. No, sicuramente sono due ottime squadre, l'abbiamo visto anche nel campionato scorso che per quasi tutto il girone d'andata e metà del ritorno hanno lottato sempre stazionato nella parte alta della classifica. Dopo l'anno scorso c'è stato un po' di rilassamento anche causato magari da cercare di valorizzare alcuni giovani, però hanno fatto un buon campionato e quest'anno io le reputo tra le squadre che possono ambire al massimo ai playoff, però per la parte alta e basta. Adesso andiamo a vedere il secondo servizio di giornata per quanto riguarda il campionato d'eccellenza, perché si è giocata una sfida che ricordava un po' quella dello scorso anno, che ha visto due forti squadre come Diegaro e Russi contendersi per l'appunto il campionato di promozione. Ebbene, proprio il servizio è dedicato a Diegaro e Russi.
Romagnasport.com, il portale dello sportivo romagnolo dove trovare tutto ma proprio tutto sul calcio dilettantistico anche femminile. L'unico sito con tutti i risultati in tempo reale fino alle categorie minori. Le classifiche live, i commenti delle gare, le foto e le sintesi video degli incontri. E se vuoi, puoi interagire anche tu. Registrati e verrai abilitato ad inserire il risultato in tempo reale della tua squadra. Romagnasport.com, il calcio dilettantistico come non l'hai mai visto. Tornano ad affrontarsi le due squadre che furono protagoniste nell'ultima stagione di promozione romagnola. Chi come il Diegaro ha avuto il pass diretto per la nuova categoria conquistando la promozione sul campo, chi come i russi tramite ripescaggio. Eppure è stata la gara delle disattenzioni difensive con il Diegaro che fa il mia colpa dato il doppio vantaggio firmato Bertani. Lo stesso Diegaro aveva iniziato il match con questo tiro di Casadei terminato al lato. Dalla bandierina i padroni di casa si rendevano pericolosi con questo colpo di testa di Caponcelli che si spenneva alla destra di Casadio. In contropiede invece i russi si divorava il vantaggio con Gualando. Sfortunato il centrocampista in maglia numero 10. Il Diegaro fa le prove del gol, da un'innocua punizione Casadio per poco rischia di farsi del male da solo, male che avverrà poco più tardi quando dal traversone di Casadei Bertani arriva in velocità all'appuntamento con il gol per l'1-0 locale, accompagnato in sottofondo dal boato del pubblico amico. Diegaro che a questo punto capisce di avere la partita in mano, il tiro di Bertani non inquadra il bersaglio, mentre nella ripresa il bersaglio viene inquadrato sì, questa volta nuovamente dal Bertani che di giustezza e di rapidità unica batte di furbizia Casadio realizzando il gol della sicurezza. Peccato che sulla carta dovrebbe essere così, ma sul campo ecco la reazione dei russi. Dalla bandierina il pallone viene raccolto sul versante opposto ma calciato malamente. Più precisa ma ugualmente sporca la palombella a cura di Gallamini. Zollo alza sopra la traversa. Dall'angolo i russi questa volta dimezza le distanze. Mister Grimellini di testa non tradisce, salta in cielo e trafigge l'estremo di casa. Fiducia riacquisita, ora i russi ci crede davvero, il Diegaro concede e tanto ed ecco che alla distanza i ragazzi di Mosconi tentano l'esploit. Da calcio piazzato, alto colpo di testa di Grimellini senza successo, ma la porta diviene mirino di facile veduta. Benvenuti fa le prove del pareggio, tiro centrale, prima che Sebastiani con un altro gol di testa, fotocopia del primo, decida di ristabilire la parità in campo dando fine a una partita davvero bella e spettacolare. Divertimento, pazzia, follia pura, ma di facile veduta quando in campo si trovano di fronte due realtà così. È una bella partita, no Giacomo? Bella, sì, molto bella, anche se per me il Diegaro ha buttato via un'occasione grossa. Perché vantaggio di due Vantaggio gol. di 2-0, doveva riuscire a amministrare questo doppio vantaggio. Allora, intanto volevo approfondire il discorso su questo campionato con il nostro Totò. Prego Stefano anche di mandarci in onda qualche immagine di repertorio inerente proprio alla Savignanese. Totò, questo è un campionato strano, non c'è proprio una squadra diciamo che può, passami il termine, ammazzare la categoria. È un giorno abbastanza equilibrato, vedendo anche la Fioriccione che adesso è al comando, squadre forti come il Classico, lo scorso anno hanno ben impressionato proprio nel campionato guidato dal Rimini. Che idea ti sei fatto? No, è questa l'idea, che è un campionato dove può succedere di tutto per chiunque. Tutte le domeniche puoi perdere e vincere contro chiunque. Credo che la classifica poi dica quello che è la verità. L'unica squadra che credevo e secondo me ha le qualità per poterlo fare è Castrocaro, che almeno alla vigilia era accreditata come una delle favorite, per cui credo che adesso la classifica non rispecchi il suo valore da quello che ho visto. Per il resto non c'è l'ammazza campionato che c'è stato, vabbè, l'anno scorso il Rimini era fuori portata e 2 anni fa l'Alfonsine che ha fatto campionato a sé stante. Credo che quest'anno questo non ci sarà e per cui c'è spazio per tutti. Quindi nel calcio sostanzialmente è bello anche perché riserva grosse sorprese. Il Riccione secondo te ha la forza per arrivare fino in fondo? Sai, se dovessi giudicarla per quello che ho visto contro di noi direi di no. Però alla fine ha vinto 2-1 e quindi vuol dire che ha dei valori, ha dei mezzi, perché noi ci siamo andati penso alla seconda, alla terza, quindi non sembrava. Primissime giornate. Però se sono lì e se adesso hanno 12 punti vuol dire che ha dei valori, non da ammazzare il campionato, ripeto, è una squadra che starà lì fino alla fine come anche il Corticella secondo me, il Corticella dall'esperienza dell'anno scorso quest'anno si è rinforzato notevolmente, infatti non a caso è lì davanti anche loro, per cui... Una bella realtà. Sì, anche perché Corticella credo abbia anche la società per poter tentare il salto di qualità, per cui l'Alfonsine che tutto sommato, venendo dalla retrocessione, credo che ci stia ritentando, per cui la classifica rispecchia i valori poi, non so se sarà così fino alla fine, ma oggi è questa la classifica reale.
Una doppia soddisfazione per te, dormi ceduto al Rimini, grandissimo giocatore e quindi davvero ti chiedo, bella la soddisfazione di cederlo al Rimini, ma sicuramente quest'anno vi manca un po'. Ah certo, ci manca Dormi, ci manca Lolli. Pensi che in 2 hanno fatto 35 gol, se ci aggiungi Casadei che erano altri 10 o 45, noi abbiamo perso l'attacco che l'anno scorso ha fatto 45 gol, per cui Lorenzo è un giocatore che in eccellenza lo vorrebbero tutti, in eccellenza fa la differenza, mi dispiace che stia giocando poco, però Rimini è Rimini, quindi secondo me penso e spero che alla lunga possa ritagliarsi, anche se secondo me le difficoltà le avrà lì a Rimini a giocare. Almeno da quello che vedo è abbastanza... Almeno da queste prime giornate di campionato sì. Mi dispiace, ripeto, però in eccellenza Lorenzo è un lusso, sia come giocatore che come ragazzo, quindi per noi è stata una grande perdita, però fai fatica a dire di no a un ragazzo di fronte a una richiesta del genere. Di una categoria anche superiore. Categoria superiore, gliel'avevo promesso che alla prima richiesta, anche l'anno passato l'avevo dato a Romagna, dopo è stata una sua scelta di non andarci, però quando ci sono le categorie superiori fai fatica a dirgli a questi ragazzi, un tentativo va fatto per loro, ecco. A noi è dispiaciuto molto, però va bene così. Va bene così. Andiamo a vedere adesso il prossimo turno e Giacomo andiamo a vedere dove ti manderemo la prossima domenica, sperando che stai alle nostre direttive, anzi no, tu vai a seguire i Bellari, l'ho già capito. Va bene, Argentona Real San Lazzaro, Castrocaro Cervia, questa è una bellissima partita, Faenza Corticella, interessante anche questa, Gran Amica Alfonsine, Massa Lombarda, Marignanese, Russi, Fiariccione, San Pietro in Vincoli, Diegaro, San Pimmo la classe, Savignanese, Progresso. Ebbene, questo era appunto il prossimo turno di eccellenza, adesso ci spostiamo in promozione, andiamo a vedere proprio con il nostro Stefano Papini quali sono stati i risultati della giornata di ieri, perché ricordavo prima che il Tropical Coriano ha raggiunto la vetta della classifica, seppur in coabitazione con altre due squadre, però insomma è lì. Del Duca Ribelle, Bellari Giamarina 2-1, Football Cava Ronco Edwards 1-0, Gambettola Torconca 1-1, Gatteo Savio Calcio 3-1, e Giamarina Savanna 4-1, Pietracuta Reda 2-1, Reno Giovane Cattolica 0-2, San Pierana Calcio Cotignola 0-3, Stella San Giovanni Tropical Coriano 0-2. Andiamo a vedere anche la classifica dopo l'ultimo turno, sempre con l'ausilio del nostro Stefano Papini. Tropical Coriano, Ronco Edwards del Duca a quota 10, Calcio Cotignola, Pietracuta, Giovane Cattolica 9, Torconca, Gambettola, Stella San Giovanni 8, Reno 7, Football Cava 7, Reda Gatteo, Giamarina 6, Savanna San Pierana 4, Savio 3, Bellaria fanno di coda a quota 0 punti, mi dispiace per te, ma adesso dopo andremo a vedere anche il servizio, ci sono stati dei miglioramenti sul piano del gioco, poi cercheremo di capire quanti tiri avete fatto questa volta verso lo specchio della porta avversaria. Li hai contati? Sì, sono riuscito a contarli. Ok, 1. No, molti di più. Va bene, dai, adesso ti voglio stuzzicare. Vabbè, allora facciamo una cosa, andiamo a vedere proprio il servizio per accontentarti, poi voglio sentire il nostro... Però io nel servizio non li ho messi tutti, perché altrimenti durava un'ora. Ah, sì, questo è poco ma sicuro, infatti ci credo tantissimo, guarda. Andiamo a vedere proprio il servizio relativo a Del Duca Ribelle e Bellaria. Bellaria 2.0, la notizia del giorno è che esistono dei miglioramenti sul piano del gioco, la squadra affidata a stagione in corso alla cura Zannini e Mugellesi sembra dare segni di risveglio, è l'ennesimo capo di stagione, ma la sensazione è che la squadra possa realizzare la china, ma nel mezzo c'è la Ribelle e proprio dalla mischia nasce la prima azione del match con Trezza chiamata a distendersi per evitare il colpo del KO. Con azioni simili i padroni di casa si ripetono, ma ancora una volta Trezza si fa trovare pronto. La Ribelle, divenuta dopo la fusione del Duca Ribelle, andrebbe anche i gol, ma per il direttore di gara la rete da annullare per un fallo propiziato da azione in corsa. Sono sempre i ravennati a fare la partita con questo colpo di testa arrivato su assist dalla bandierina che chiama l'estremo Trezza al miracolo, prima che il portiere debba arrendersi per un doppio fallo avvenuto nella propria area di rigore. Questo è il momento clou della partita, ma Dumitru dagli 11 metri manda la sfera contro il palo. Questione di giri di lancette, più dalla mezz'ora Mordenti morde la retroguardia del Bellaria e infila dopo un'azione manovrata con il relativo assist ricevuto di testa il portiere Trezza. Vantaggio meritato.
Il raddoppio arriva una decina di minuti più tardi, Carrozza dalla parte opposta del campo raccoglie spaccata l'assist del compagno per il 2-0. Nel finale di tempo Dumitri vorrebbe riscattare l'errore dagli 11 metri, ma nulla da fare. Nella ripresa la manovra rimane a cura del ribelle che con un'altra azione pericolosa va vicino al tris, ma clamorosamente Mordenti liscia il pallone del 3-0. Dall'altra parte Esposito cade in area avversaria, recrimina per un rigore che non viene concesso. All'89esimo Mordenti di testa prova ad indirizzare il pallone sul palo più lontano, ma nulla da fare. Al 90esimo invece arriva la quasi notizia, gol del Bellaria, Esposito questa volta buca la retroguardia di casa battendo Delay. Gol che quantomeno dà un segnale di riscossa in vista di una rimonta che occorrerà fare per salvare la classica baracca. Allora, abbiamo visto qualcosa in più, dai, rispetto alle altre volte. Sì, dai, il secondo tempo soprattutto. Il primo tempo forse la squadra non era nelle condizioni migliori a livello sia tecnico che tattico e soprattutto fisico. Massimo Zanini sta facendo un grande lavoro e sta cercando anche di migliorare questa condizione fisica, perché alcuni giocatori sono arrivati dopo con poca preparazione. Però il secondo tempo non mi sono dispiaciuti, anzi devo dire che a livello agonistico hanno messo tutto quello che avevano. In effetti il gol arriva al 90esimo, quando magari sul 2-0, vista la classifica, vista la condizione, con un uomo in meno si poteva anche mollare la presa della partita, e invece hanno tentato fino all'ultimo. E quel rigore mi piacerebbe vederlo alla Moviola, Certo. Il VAR lì serviva. Per una settimana non dormirò con te per capire di quel rigore, sicuramente. Filippo, arrivo da te. Parliamoci chiaro, lo scorso anno qui più volte anche lui, che adesso si nasconde, aveva detto che il Tropical Coreano era stata un po' la delusione del campionato. Quest'anno è un anno di rivalsa per voi, siete adesso in coabitazione al comando con altre due squadre sicuramente forti, del Duca Ribelle che potrebbe essere una delle rivelazioni, secondo me anche voi, e poi ovviamente c'è il Ronco che già se ne parlava bene dalla scorsa stagione. Più ovviamente aggiungiamo il giovane Cattolica. Ecco, allora ti chiedo anche a te, come ho fatto con Totò, una panoramica di questo campionato fino ad ora in base anche alle squadre che avete avuto modo di affrontare. Ma hai fatto un'analisi molto corretta, secondo me hai elencato un novero di squadre che hanno tutte le caratteristiche per poter recitare un ruolo di primo piano in questo campionato. Io direi in particolare il Ronco per la forza degli investimenti fatti e il valore dei singoli calciatori, lo stesso Cattolica che è una rosa di primissimo livello sia nei singoli sia anche nell'ampio numero di soluzioni di cui può disporre. Il del Duca Ribelle è una squadra che conosco un po' meno, ma i risultati stanno a testimoniare che ha un certo tipo di valore, e quindi penso che queste 3-4 squadre ora ho più difficoltà a inserire il Coriano in questo gruppo, però è anche molto presto per tracciare un bilancio, ancora siamo solo alla quinta giornata. Io penso che siano necessarie almeno altre 5, 6, 7 partite per capire veramente quanto una squadra abbia la forza di mantenere una determinata posizione, però i valori sulla carta sono per alcune squadre più significativi che per altre. Ecco, qui ti faccio una domanda per quanto riguarda gli attaccanti, che stasera abbiamo un attaccante come Thomas. Quanto diciamo, è bello giocare con attaccanti importanti per questa categoria come Bucay? Sicuramente facilita un po' le cose, soprattutto nelle partite diciamo, dove c'è da soffrire di più, no? No, ma come diceva prima Mister De Falco, è evidente che una squadra è composta di tante cose, è necessario avere una buona difesa, una squadra equilibrata, però è innegabile che l'attacco è poi quel reparto che finalizza tutto il lavoro di una squadra, quindi avere calciatori come Vucai, ma non solo lui. Non dimentichiamo che a noi manca Matteo Vitaioli, un ragazzo che nelle ultime 2 stagioni ha realizzato 43 gol, per cui è indispensabile avere un certo tipo di calciatori che in determinati momenti della gara hanno la capacità individuale magari di portare la squadra a un certo tipo di risultati anche quando la squadra non sta fornendo una prestazione eccezionale. Vucai è un ragazzo che ha delle doti importanti in questa categoria, lo ha dimostrato anche nella passata stagione, si sta confermando un giocatore importante, per noi lo è molto, quindi siamo felici ovviamente di averlo con noi, anche perché il suo è stato un inseguimento abbastanza lungo, per cui il suo approdo a Coriano ci ha reso felici allora e ci rende felici ancora oggi per quello che sta facendo.
Giacomo, so che vuoi aggiungere qualcosa? Sì, volevo aggiungere una cosa. Per quanto riguarda le squadre che vedo favorite in questo momento per la lotta al primo posto, di quelle che ho visto fino adesso il Tropico Coreano è la squadra che mi ha impressionato di più. E quindi la reputo una delle serie candidate alla vittoria finale. Mi dà da pensare questa caduta del Ronco contro la neopromossa Cava, quindi alla fine non so, anche per me il Ronco era una delle favorite, voglio capire cosa è successo nella partita di ieri e se è solo un episodio o se c'è qualcosa che manca nella squadra. Per capirlo hai tempo una settimana. E poi un'altra cosa, permettimi, parlavamo di attacco del Tropical Coreano, sì. Bucai, ma io citerei anche Di Filippo, che ho visto un ex Bellaria, guarda caso. Un ex Bellaria, ma contro di noi ha fatto veramente una grande partita. Bravo, bravo. Io vorrei presentarvi un attimo il ragazzo che è a fianco a voi, perché ieri è stato protagonista, quindicenne con 2 gol in prima categoria, tra poco vedremo il servizio. Inizierei da Totò. Totò, lui è un ragazzo che come ruolo è un attaccante. 15 anni, in prima categoria, cosa vogliamo dire a un ragazzo così? Che consiglio gli potresti dare? Date un attaccante, già questo. Con lui è... Io che ho fatto l'attaccante nella mia vita, quindi so... fare gol non è mai facile, per cui se li ha fatti, io adesso non l'ho mai visto, non ho idea. Far gol è meglio che non lo vedi, se no lo porti via a Nuova Feltre, è meglio di no, perché... Credo che il Presidente fra un po' abbia piacere che poi lui vada in categorie, dopo che avrà portato su il Nuova Feltre chiaramente, quindi è l'aspirazione di tutti, però uno che a 15 anni fa gol vuol dire che sei una punta centrale o esterna? Punta centrale. Ecco, quindi vuol dire che ce l'ha dentro, per cui a 15 anni che consigli gli posso dare? Secondo me a 15 anni è ancora di pensare a divertirsi, perché il calcio è pieno di delusioni, anzi sono più le delusioni, perché i nuovi regolamenti purtroppo stanno creando veramente dei mostri, secondo me, perché oggi tu rischi di fare 30 partite, l'anno dopo non giocare più, perché esatto. diventi vecchio a 19 anni o a 20 anni, e per cui le delusioni sono dietro l'angolo. Invece gli auguro tutto il bene chiaramente, però il consiglio che gli posso dare, come ero io quando a 15 anni giocavo in eccellenza giù al mio paese, è di viverla ancora con serenità e da divertimento. Poi se dovesse essere, glielo auguro, ripeto, io ho avuto la fortuna di fare di una passione il mio lavoro, credo che sia la cosa più bella che possa esistere, però adesso ha l'età per non crearsi problemi e per vivere serenamente e divertirsi, perché se inizia a fasciarsi la testa che deve far gol, dopo diventa un problema, invece deve viverla serenamente, ecco, alla sua età. Sei più rilassato adesso, Thomas? Sì, sì. Tra poco arriveremo a te. Filippo, io ti voglio ancora diciamo, stuzzicare un po' sul coreano. L'obiettivo rimane semplicemente una salvezza oppure volete arrivare anche ai playoff? Adesso lasciamo stare per stasera. No, ma guarda, sono molto trasparente, nel senso che sarebbe anche sciocco essere ipocriti. Il coreano per storia e tradizione in questa categoria si pone sempre degli obiettivi ambiziosi. Ora, come hai detto tu prima, l'anno scorso è stata una stagione ampiamente deludente, la società stessa ha riconosciuto di aver commesso degli errori e comunque i risultati hanno testimoniato che non si è andati nella direzione sperata. Quest'anno abbiamo cambiato molto, abbiamo anche dovuto compiere delle decisioni anche dolorose, però abbiamo lavorato in una certa direzione con l'obiettivo e la speranza, ma direi più l'obiettivo, di poter disputare un campionato completamente diverso da quello precedente. Ora, dove possa arrivare la nostra squadra, sinceramente in questo momento avrei difficoltà a dirlo, però io credo che non possiamo accontentarci di una misera salvezza, ma la speranza, ma ripeto, il desiderio e l'obiettivo dei ragazzi deve essere quello di guardare in alto. Non so fino a che punto si possa guardare in alto, ma questa ambizione deve essere dentro di loro, deve essere all'interno del gruppo, all'interno dello spogliatoio, perché ci sono delle buone qualità e dipenderà anche molto da noi che tipo di traguardo saremo capaci di tagliare alla fine dell'anno.
Bella questa risposta. Adesso andiamo a vedere proprio il prossimo turno del campionato che riguarda da vicino Coriano e il nostro Filippo. Prima partita, eccola qui, non glielo sto neanche a chiedere, Giacomo andrà sicuramente qui a vedere Bellari Giamarina Reno, Calcio Cotignola e Giamarina, tra l'altro ci sono arrivati dei messaggi dai Ger per stuzzicarti anche a te, quindi dopo te li leggo volentieri così mi diverto anch'io. Giovane Cattolica Gambettola, Reda Stella San Giovanni, Ronco Edues San Pirano, scopriremo perché il Ronco ha perso questa domenica, altrimenti tu non dormi più, Savanna Pietracuta, Savio Calcio Football Cava, Torconca Gatteo, Tropical Coriano del Duca Ribelle. Questo è dunque il prossimo turno. Prima di mandare in onda la pubblicità, Thomas sei rilasciato adesso? Sì. Ecco, tra poco arriviamo da te, allora preparati. Pubblicità. Non sbaglio un pezzo con te. Mamma, voglio andare al Mucho Mas. Mucho Mas è il nuovo Risto Family di Rimini, dove puoi gustare ottimi piatti e rilassarti mentre i tuoi bambini giocano. Ti aspettano prelibatezze maremonti, dolci fatti in casa, pizze speciali e classiche e menù per bimbi. Inoltre, animazioni tutti i giorni con trucca bimbi, baby dance e palloncini, pacchetti compleanni all inclusive con saletta privata, menù a richiesta per gruppi, cene aziendali o di classe e ricorrenze speciali. Mucho Mas, la risposta alle tue esigenze. Gioca, ridi e gusta. Ci trovi in via Losanna 35 a Rimini. Info e prenotazioni anche con WhatsApp 335 47 54 57. Quando entri in una stanza d'albergo e chiudi la porta, sai che c'è un segreto, un lusso, una fantasia, c'è il comfort, c'è la rassicurazione. Tutto questo è Hotel Sombrero, ideale per tranquillità, relax e benessere per vacanze speciali da condividere con tutta la famiglia al mare di Riva Azzurra. Posto sulla spiaggia con il mare a chilometro zero, l'Hotel Sombrero è dotato di 3 stelle con piscina riscaldata, idromassaggio, wifi in camera, parcheggio coperto e tante attenzioni per bambini e amici a 4 zampe. E se l'estate passa, noi vi aspettiamo per trascorrere il Capodanno, la Pasqua e organizzare comunioni. Hotel Sombrero, Viale Regina Margherita 44 a Riva Azzurra di Rimini. Info hotelsombrero.com. A Viserbella trovi l'Adriatico, il più antico ristorante e pizzeria che offre la migliore ospitalità romagnola. Tra le specialità pesce freschissimo di eccellente qualità, selezionato dai migliori fornitori. Carni di primissima scelta, pizze giganti e ricche di ingredienti freschi di stagione, realizzate con un impasto ad alta digeribilità. Dalla pizza alla tagliata di manzo, passando per gli antipasti di pesce, provando tutti i veri sapori delle specialità mediterranee. Ti aspettiamo anche per l'Happy Hour, un aperitivo fatto in casa con una ricetta speciale. Ristorante, pizzeria, bar Adriatico a Viserbella, in via Portopalos 64. Info 0541 72 15 55. Sono Fabio Giancarlo, titolare della DGF Ford Italia. Vi vorrei presentare i prodotti che costruiamo in questa azienda. La nostra azienda costruiamo forni di tutte le misure, impastatrici di tutte le misure, sfogliatrici per pasta di tutte le misure, varie sfogliatrici per la pasticceria, stand di pizza o stand di piada a secondo il vostro uso e griglie a pietra lavica e anche cuocipiade elettrici di varie misure. Vi aspetto in azienda. Credi davvero che bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusaroul da sempre esaltiamo la nostra bella Romagna nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa e le nostre pizze cotte nel forno a legna. Team Botta è il nostro motto, da sempre offriamo qualità. Ristorante Brusaroul, via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni, con ampio parcheggio esterno e isola per bambini. Info 0541 68 81 80 o brusaroul.com. Al ristorante Pizzeria Al Gufo ti aspettano a pranzo e a cena i sapori della tradizione italiana. Al Gufo si possono assaporare menù di carne e pesce, ottimi vini e una pizza altamente digeribile grazie alla lunga lievitazione naturale con impasto anche al camut e 7 cereali. Poi la tipica cucina romagnola con la pasta fatta in casa.
Che bontà! L'accoglienza e l'eleganza del locale mostra riguardo per tutti i tipi di clientela, ideale per organizzare cene aziendali. La cucina e la pizzeria lavorano anche da asporto, mentre su prenotazione menù di crudità e per celiaci. Ristorante Al Gufo, via Losanna 44, Miramare di Rimini, di fronte a Aeroporto Fellini. Ebbene, rientriamo in studio, adesso Giacomo ci concentriamo un po' sulla promozione marchigiana, non c'è il servizio questa sera relativo al Gabicce, ma poi faremo un approfondimento anche nel corso della settimana. Andiamo a vedere con il nostro Stefano Papini risultati e classifiche dopo l'ultimo turno. Camerino Simanna 2-1, Senigallia Nova Real Metauro 1-3, Filotranese Mole Vallesina 2-1, Laurentina Villamusone 2-3, Mondolfo Valfoglia 1-0, Passatempese Gabicce Gradara 2-4, Porto Recanati Cantiano Calcio 3-1, Sassoferrato Olimpia Marzocca 1-2. Andiamo a vedere la classifica dopo l'ultimo turno. Qui al comando troviamo 3 squadre, per la precisione Gabicce Gradara, Olimpia Marzocca, Camerina quota 6, Filotranese, Mondolfo 4, Porto Recanati, Sassoferrato, Laurentina, Nova Real Metauro, Villamusone, Senigallia 3, Osimana 1, Cantiano Calcio 1, Mole Vallesino, Valfoglia, Passatempese 0 punti. Ricordiamo che si giocava la seconda giornata di campionato perché nelle Marche la promozione è scattata proprio il 24 settembre, quindi una settimana fa. Allora, una partita importante sicuramente per i Gabicce, seconda vittoria consecutiva, primato per quel che significa dopo 2 giornate di campionato, una cosa importante. Sì, un'ottima partenza, speriamo che non faccia come l'anno scorso che aveva fatto un'ottima partenza e poi aveva rallentato nel corso del campionato, però vedo che quest'anno forse c'è qualcosa in più, quindi il cambio del mister e della presidenza forse ha portato quella maturità che serviva proprio alla squadra per gestire questo buon avvio. Allacciandoci al discorso di Thomas Radici che ci abbiamo qui nei nostri studi, ancora una volta assegno per i Gabicce. Marchetti, un 99, quindi dopo il gol di settimana scorsa si è ripetuto anche se al 91esimo, magari il quarto gol, però un buon soddisfazione per questo ragazzo. Un grande Gabicce che ha vinto di rimonta, ricordiamo che la Passatempese era orfana del proprio duo d'attacco, però ha giocato un'ottima partita, il Gabicce perdeva 2-1 alla fine del primo tempo sì. E ha vinto 4-2, ma è ritornato anche al gol chi? Muratori. Bravissimo. Molto importante per la squadra. Adesso ti do qualche curiosità in più, ad esempio si parlava molto dell'Osimana perché non un inizio certamente positivo di campionato, un punto in classifica, ieri ha dovuto giocare addirittura in porta con i preparatori dei portieri perché erano assenti entrambi i portieri, quindi questo fa capire un po' l'inizio di questa squadra. I Porto Recanati tra l'altro, come diceva il mister, dopo che aveva perso sul campo dei Gabicce si è subito riscattato vincendo per 3-1 in casa contro il Cantiano. Andiamo a vedere sempre con il nostro Stefano Papini anche il prossimo turno che riguarda da vicino la sfida del Gabicce Gradara Calcio con la Laurentina, questa la seguirà la nostra Veronica Lisotti, Cantiano Calcio Camerino, Gabicce Gradara Laurentina, Nova Real Metauro, Porto Recanati, Olimpia Marzocca Mondolfo, Simana Senigallia, Sassoferrato, Passatempese, Valfoglia, Villotranese, Villamusone, Mole Vallesino. Questo per quanto riguarda appunto la promozione marchigiana. Adesso ci spostiamo nel girone che riguarda invece la prima categoria, così andiamo a conoscere anche da vicino il nostro ovviamente Thomas Radici, ma prima leggiamo i risultati del terzo turno di campionato. Colonnella Alta Valconca 3-2, Granata Riccione 1-1, Junior San Clemente Visse Nova Fritta, tra poco vedremo il servizio video 0-5, Miramare Bacchia Cesenatica 2-8, qui si è giocato a tennis, Morzano Atletic Poggio 1-2, Vittoria Rocambolesco al 90esimo in pareggio da Atletic Poggio e poi al 91esimo i gol che è valso i 3 punti, Real Miramare Vissimisano 3-0, Sant'Ermete Valle Savio 2-2, Verrucchio Bagno di Romagna Super Zavattini 4-1. Andiamo a vedere anche la classifica dopo 3 turni. Al comando, come detto, Visse Nova Fritta insieme all'Atletico Poggio con abilitazione con 9 punti, Real Miramare 7, Sant'Ermete, Riccione 5, Bacchia Cesenatico, Alta Valconca 4, Valle Savio, Verrucchio, Colonnella, Junior San Clemente, Vissimisano e Miramare 3 punti, Granata 2, Morzano 1, Bagno di Romagna 1. Entriamo in studio perché andiamo a conoscere da vicino il nostro Thomas Radici. Allora, abbiamo saputo, passione, fede rossonera per il Milan. Sì. È un modello a cui ti ispiri, che da quando sei nato hai visto un giocatore del Milan particolarmente a cui sei legato? Del Milan, Shevchenko. Bravo, bella scelta. Era un grandissimo giocatore secondo me perché faceva tanti gol e comunque diciamo che ti ispiravi a lui? Sì. In questo momento, se ci dovesse essere un attaccante ideale, vogliamo alto, di Serie A, al quale ti ispiri per descrivere le tue caratteristiche? Non saprei.
Diciamo un giocatore dall'estero di Mertens? Dato che comunque sei un attaccante che parte da lontano, gioca da esterno e poi si accentra? Sì. Queste sono le tue caratteristiche più o meno. Ricordiamo anche il tuo passato, sei stato dove? Sono stato un anno a Bellaria, tanti anni al Villa, un anno in Federazione Sammarinese, un anno a Pietracuta e 2 anni a Nuova Feltre. Adesso ti faccio vedere delle immagini. Stefano, se mi mandi appunto la copertura riguardante proprio il nostro Thomas, eccole qui, questa è la partita dello scorso anno, perché voi lo scorso anno siete entrati nella storia per quanto riguarda il Nuova Feltre, perché avete vinto il campionato giovanissimi provinciale ai danni di una super corazzata come il Rimini, no? Questa è stata la partita della finalissima dello scorso anno. Quanti gol hai segnato lo scorso anno? Quasi 40. Questi sono grandi numeri, Giacomo? Sì, ma perché a Bellaria l'abbiamo mandato via? Ah, non lo so, devi chiedere al tuo amico Che anno Zanini. sei stato a Bellaria? 2013. Indago subito, appena arrivo a casa indago. Non possiamo aver lasciato un fenomeno così. Ah no, a Bellaria è tutto lecito, fidati. Mi fai dire le battute in diretta. Io non posso parlare. No, tieniti. Thomas, il giorno a Nuova Feltre, adesso passami tutta la battuta che ti sto per fare. Nuova Feltre qualcuno ha preso per pazza la società, ma in verità è partito un progetto interessantissimo che riguarda estremamente il settore giovanile, quello di poter lanciare i giovani del posto, prima farli crescere nelle proprie realtà minori per poi lanciarli in prima squadra. Quando quest'estate ti sei sentito dire Thomas, prova a fare una preparazione, poi vediamo se sei in grado rimani, cosa hai pensato in quel momento? Ho pensato che era una cosa importante, cioè andare ad allenarmi con la prima squadra. I genitori a casa sono contenti? Sì, sì. Ieri il primo gol immagino che hai segnato, un pensiero a mamma e papà l'avrai dato sicuramente. L'anno scorso con i giovanissimi del Nuova Feltre, lo ricordiamo, passare in prima squadra, prime partite, questo campionato come ti è sembrato? Hai avuto un attimo l'impressione nei primi minuti, ad esempio col Colonnella, di dire mamma mia quanto picchiano in questo campionato? Ho pensato molto. E ieri dopo che hai fatto il primo gol, quelli del San Clemente forse non hanno molto digerito. Sì. È cambiato un po' la popolarità anche stamattina andando a scuola? Sì. Tutti quanti a farti i complimenti, immagino. Allora facciamo una cosa, respira un attimo perché adesso andiamo a vedere proprio il servizio inerente alla partita di ieri dove sei stato protagonista. Andiamo a vedere Junior San Clemente, Nuova Feltre. Una giornata storica per i Nuova Feltre Calcio e gialloblu, espugnano con un fragoroso 5-0 San Clemente, si portano in vetta in coabitazione con l'Atletico Poggio, a punteggio pieno, ma soprattutto festeggiano l'impresa di Thomas Radici. 15 anni, lo scorso anno nella formazione giovanissimi gialloblu, l'attaccante lanciato in prima squadra Achille Fabbri, su suggerimento della stessa società, sigla una doppietta storica. Oltre all'esplorazione del baby fenomeno, da rimarcare una tenuta difensiva eccezionale, il portiere Semprini infatti è imbattuto dall'inizio del campionato. L'inizio di partita è di marca gialloblu. Fraboni pennella 2 punizioni velenose alla sua maniera, ma entrambe centrali, che Montalbano blocca senza particolari patemi. Radici apre le marcature sul corner di Fraboni al 18esimo. I giocatori gialloblu si piazzano tutti sulla destra di Montalbano per poi tagliare al centro sul secondo palo, alla sinistra proprio del portiere, schema che ricorda quello in Serie A adottato qualche stagione fa da Zinga e quelli di Catania. In quest'ultima posizione troviamo Radici che gira in rete con la palla che carambola sull'estremo difensore certamente sorpreso e successivamente in rete. Un Fraboni ispirato questa volta serve dalla parte opposta a Stefanelli, l'attaccante tenta la volée ma senza successo. Il raddoppio lo firma invece Fraboni al 32esimo con un tiro da fuori area, complice forse anche una leggera deviazione, il portiere Montalbano è colpevolmente sorpreso e vanamente cerca di respingere la traiettoria della sotterra con i piedi. Gli ospiti continuano a giocare divertendosi, Stefanelli cerca gloria personale ma di testa alza la mira. Il San Clemente si rende pericoloso con Ricci che sfiora l'incrocio con una conclusione da applausi. La musica continua ad essere quella gialloblu, da calcio piazzato viene sfiorata nuovamente la marcatura, con il San Clemente dall'altra parte che chiude il tempo con una sortita dalla distanza sulla quale Semprini risulta sempre vigile. A inizio ripresa, la Vanna sfiora la marcatura, dalla bandierina attraversando al centro, colpo di testa di quest'ultimo, senza fortuna.
Poi al 56esimo scatta l'apoteosi Radici che firma la personale doppietta. L'attaccante avvia l'azione liberandosi di forza e aprendo in profondità su Gori, poi è bravo a farsi trovare pronto sul successivo passaggio al centro. Un piatto sporco ma efficace che serve a raccogliere l'abbraccio dei compagni con tanto di commozione, aggiungiamo noi, anche di qualcuno dalla tribuna. Il San Clemente vorrebbe quantomeno guadagnarsi la pagnotta, ma dall'altra parte c'è San Semprini che a pugni uniti respinge il nuovo tentativo dei locali. Fraboni continua ad inventare e a alzare palloni per i compagni che non inquadrano il bersaglio, ma il poker è nell'aria. Arriva al 69esimo grazie a un maestoso Farabegoli che galoppa sulla fascia, imbarba le 41 primavere e libera Baldinini davanti al portiere. Montalbano si supera, in tappin di Cupi viene respinto di petto da un difensore sulla linea, la sfera arriva a Gori che con grande precisione infila l'angolino. Il pressing gialloblu continua, il neoentrato Baldinini, entrato subito in partita, mette al centro un traversone raccolto in corsa da Gori, pallone alto. Il successo al trionfo del Nuova Fete lo mette Cupi all'83esimo, a tu per tu con Montalbano. Per il terzino si tratta del primo gol di stagione. Festa finito quasi perché nel mezzo c'è un'espulsione immediata da Pecci per doppia ammonizione. Il palo, colpito da Raffaelli, sulla respinta l'attaccante mette sul fondo e il volo in paradiso di Semprini che smanaccia anche questo traversone. In Spagna la chiamano manita, in Italia è una cinquina che manda in paradiso il villaggio gialloblu, cacciando all'inferno con rispetto domenica dopo domenica i vari nemici. Allora, qui c'è un messaggio che ti leggo, Thomas. Radici è una scommessa del presidente Grazia, persona che vede molto lontano ma i migliori passano da Bellaria. Vedi, qui. È quello che dicevo anch'io, l'ho sempre detto. Un abbraccio al mio capitano Filippo Cipriani, un abbraccio anche a Totò. Questo è un messaggio che riguarda i Rimini. Prima di iniziare la trasmissione dei Rimini già ci stanno scrivendo. My Tropical con l'allenatore come va? Vi trovate bene con l'allenatore? Qui chiedono. Sì, assolutamente. Bella questa domanda, tutto in diretta. Senti Thomas, ma ieri quando sei rientrato nello spogliatoio un tipo come Farabegoli, 41 anni, cosa ti ha detto? Mi ha detto che sono stato molto bravo e... Cioè, conoscendolo pazzerello anche lui, non ti ha detto che ha avuto anche un po' una buona dose di fortuna, solo bravo. Bravo. È stato bravo. Mi ha fatto i suoi complimenti. Tu sei rimasto contento, immagino, soddisfatto al 1000 per 1000 e adesso qui ti chiedono anche per la prossima domenica di fare un altro gol. Ci riuscirai o non ci riuscirai? Spero di sì. Dai, questa è una bella risposta, vedi, lui è motivato, vedi, tu Bellaria, ti guardo. No, vedrai te lunedì come sono contento, vedrai. Allora, qui c'era un messaggio per te, se lo riesco a trovare, così dopo passiamo ai saluti. Allora, vediamo. Cosa mi dici della situazione dell'Igia Marina, dato che vi è davanti in classifica? Per il momento sono davanti, è vero, per il momento sono davanti, forse gli stiamo dando il vantaggio per andarli a riprendere a novembre quando c'è il derby. Bella questa risposta. Va bene, questo è il prossimo turno, lo leggiamo grazie al nostro Stefano Papini. Alta Valconca Granata, Atletic Poggio Real Miramare, Bagno di Romagna Colonnella, Bacchia Cesenatico Morzano, Leccione Junior San Clemente, Valle Savio Verrucchio, Vis Misano Sant'Elmete. Il prossimo partita che vedrà da vicino il nostro Thomas, Vis Nova Feltria Miramare. Ebbene, siamo ai saluti finali, questa volta non sbaglio il nome, però inizio da te. Grazie a Giacomo Alpini, che ritroveremo anche nella seconda parte. Ciao a tutti. Grazie al nostro Totò De Falco, grazie ancora. Buonasera, grazie a voi. Grazie al nostro Filippo Cipriani, grazie, buonasera. E infine, grazie al nostro Thomas Radici. Grazie a tutti, ciao, buonasera. Bene, rimanete tra noi perché tra poco tutto su Rimini Calcio in Sport Up, grazie anche a Daniele Emanuelli.